sarò davvero breve. Credo che nelle presentazioni di oggi è stata messa, come si diceva, davvero molta carne al fuoco, ma credo che dobbiamo portarci a casa, no, degli elementi fondamentali. Il primo è che certamente il progetto che è stato presentato questa sera avrebbe potuto essere benissimo un progetto che viveva esclusivamente sulla carta. Un po' quella che era la paura rappresentata anche da Cristina prima, no? Avere qualcosa che sulla carta funziona benissimo, che può essere spiegato molto bene, che funziona all'università ma che non vede mai una luce, che non vede mai una realtà. Ecco, io penso che il primo messaggio che dobbiamo portarci a casa da questa giornata, da questa serata, è che invece dalla carta, solo da un'idea, da un sogno, si può passare a qualcosa di reale, a qualcosa di tangibile, come vedete sulla tavola qui e come vedete in fondo nella parte, diciamo, di degustazione, a cui io, come vedete, tengo moltissimo sempre, perché accanto a un sogno, a un'idea, sono state aggiunte, sono state addizionate altre parole, altri termini fondamentali che vorrei che ci portassimo a casa stasera. Il primo è proprio quello di patto e il secondo è quello di impegno. Al di là di spiegare qualcosa su una carta e di crederci, c'è stato qualcuno che veramente ci ha messo dell'impegno, ci ha messo del sudore, ha messo a disposizione il suo terreno per un'idea, per provare, per dimostrare che è possibile, con l'amore per il proprio territorio, con un'etica anche nell'utilizzo del proprio territorio, con un'attenzione a quella che è la salute, il sapersi curare, il curarsi attraverso l'utilizzo di prodotti naturali, prodotti a cui si presta molta attenzione, in cui si usa molta poca chimica e invece, come dicevo, molto più amore. Del fatto che stando attenti alla qualità, stando attenti alla territorialità, riusciamo davvero a creare una economia di territorio, un'economia solidale che ci permette anche di stare meglio, di aiutarci nutrendoci in maniera migliore. Ecco, in questo senso le amministrazioni comunali di Sedegliano, Mereto, Flaivano e Basigliano hanno cercato di essere a supporto di tutto il progetto. Il sindaco Massimo è stato quello che ha fatto il lavoro straordinario per traietare tutto questo progetto, ma sempre nello spirito di essere d'aiuto e cercare di eliminare, togliere quelli che possono essere i problemi, perché le amministrazioni qua hanno l'interesse sicuramente a far sì che questi progetti, queste progettualità crescano, fioriscano, perché vuol dire spingere la politica territoriale sia sulla attenzione per i prodotti e per l'agricoltura, ma anche spingerla a forzare la politica a stare attenta al territorio, a mantenere in condizioni sane, controllate il più possibile questo territorio ed evitare quindi di svenderlo. Ecco, in questo senso le amministrazioni sono a disposizione di queste progettualità. Ecco, io credo che queste parole, patto e impegno, debbano essere portate a casa. E allora invito tutti quanti a conoscere questo tipo di farina, a provarla, a testarla, a assaggiarla anche dopo. Per una farina che parla, che sa le proprietà organolettiche sono diverse, perché sa di territorio, sa di comunità, come abbiamo imparato prima. È più difficile da usare, però forse sono le cose più difficili che poi danno massima soddisfazione, vero? Come hanno dato grande soddisfazione, ma soprattutto grandi emozioni, il progetto è portato avanti dalla scuola, che è stato davvero qualcosa che li ha impegnati per molto tempo, e questa della buccina l'ha detta anche mia figlia a casa, quindi insegnando anche a me. Quindi è qualcosa che veramente li aiuta a radicarsi nel proprio territorio e gli insegna anche l'importanza del tempo, del saper aspettare per avere dei prodotti di qualità.